Fulvio Colini, tecnico dell'Alter Ego Luparense, campione d'Italia, toccherà a voi chiudere il programma di quarti finale contro il Pescara. Come arrivate a questa finaletta anzitutto? Arriviamo, guarda, io dicevo stamattina in un'intervista che questa è la prima da quando esiste la Final 8 di edizione dove veramente tutte e 8 le squadre possono ambire a qualcosa di importante. Ci sarà un grosso equilibrio e noi siamo una delle 8, non stiamo, è inutile dirlo, non stiamo bene perché qualche giocatore, senza specificare, ha degli acciacchi importanti e sta tirando insomma da parecchio la carretta, visto che siamo in 7 praticamente, per cui cercheremo di dare il massimo e sicuramente daremo il massimo come tutte le altre 7 squadre. Che momento è per la Luparense? Venite da questa sconfitta in casa del Caos, sicuramente forse pesante nella misura, nel punteggio, un po' meno nel gioco, rivedendo almeno quello che sono state le immagini salienti. Che momento è dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico per la vostra squadra? Fisico non tanto bene, venivamo da 4 vittorie, però il Caos in questo momento è una squadra fortissima, per cui ha giocato molto bene e noi abbiamo giocato bene anche noi, siamo arrivati verso metà e oltre il secondo tempo riuscendo a ragguantare il pareggio. Dopo loro hanno vinto meritatamente, ma comunque devo dire che la squadra ha giocato bene anche lì, e quindi come tensione agonistica, come mentalità c'è. Vediamo se recuperiamo bene gli acciacchi per poterci confrontare con quella delle 8 che è la padrona di casa, insomma, se vogliamo, e che quindi avrà un qualcosa in più da buttare in questa manifestazione. Speriamo di fare una bella figura nel contesto della regione numero 1 d'Italia, lo posso dire tranquillamente, per quanto riguarda il futsal. Quindi giustamente si gioca qui questa Final 8 e speriamo appunto di fare una bella figura. Tornare all'Abruzzo cosa vuol dire per lei? Vuol dire una Coppa Italia, uno scudetto e una Champions, per cui per me credo che non sia possibile di più, pensare di meglio, così come per i tifosi abruzzesi che, conoscendo bene l'ambiente, so essere terzi nei confronti anche delle squadre di casa in alcune circostanze. Qui c'è un bacino d'utenza di appassionati che va oltre il campanilismo puro e che quindi riempie i palazzetti quando ci sono appuntamenti importanti, ed è quello che mi auguro succeda in questo caso. Del Pescara l'ultimissima, cosa c'è da temere? Non stanno attraversando un ottimo momento neppure loro, però ecco, cosa c'è da temere oltre ovviamente all'aspetto ambientale? Sono la squadra numero 1 in Italia nelle palle inattive, è una squadra che, votata al gioco spettacolare, non è riuscita sempre, un po' una squadra zemaniana, e non è riuscita sempre a raccogliere quello che avrebbe voluto. È una squadra che io rispetto molto, è una società che io rispetto molto, è una società che mi farà piacere incontrare domani nella Final 8.